Siamo l'unica provincia nel Veneto che è riuscita ancora a fare questa analisi dettagliata e comunicare arrivi, presenze, tipologia di comprensori e soprattutto la nazionalità di questi arrivi. Ancora una volta il sistema Treviso, assieme agli albergatori, assieme al Marca Treviso, il soggetto, il consorzio che raggruppa e che organizza la promozione, questa rete può dire con soddisfazione che c'è un 4,9% in più di arrivi, quasi un 3% in più di presenze. Questi sono i numeri importanti se li guardiamo nel grande contesto. Sono delle nazionalità di nostri arrivi che vedono come sempre gli stranieri essere parte importante, con una leggera crescita dei arrivi degli italiani, anche se calano le presenze degli italiani, significa vengono a visitare, dormono una notte, magari non dormono 2 notti, ma anche per la vicinanza dei luoghi. Abbiamo una crescita importante dei Stati Uniti d'America, 25% in più rispetto agli anni precedenti, e possiamo dire però che il zoccolo duro continuano ad essere i coreani, continuano ad essere i cinesi, per cui il Medio Oriente rappresenta ancora il zoccolo duro. Comprensori, sempre bene la parte di Treviso Sud, Mogliano, Preganzio e Quinto, tutta quella zona dotata di grandi strutture. Treviso Nord, per cui Villorba, Treviso capoluogo, mantiene piene fede. La pedemontana è sempre oggetto di grande soddisfazione, a eccezione un po' del vittoriese. Lo Pitergino Motense cala, è più un turismo d'affari rispetto a un turismo delle bellezze naturali. Sul Castelfranco abbiamo avuto una flessione leggera, dato l'incendio che voi ben sapete di una struttura alberghiera pochi mesi fa importante, che aveva oltre 20.000 presenze all'anno, e soprattutto da considerare che è stata chiusa anche a dicembre, gennaio-dicembre di quest'anno, dicembre 2014, gennaio 2015 è stata chiusa la mostra al Veronese. Però possiamo dire che il sistema accoglienza, promozione della provincia di Treviso funziona ancora molto bene.